casta corre ai ripari. Il capogruppo della Lega in Regione Veneto, Caner, ha proposto la riduzione dei rimborsi ai consiglieri. La crisi miete un'altra vittima a Padova. La Federcontribuenti chiede la bancarotta personale. I giovani cestisti veneziani si scontrano in torneo in onore del loro grande allenatore Piaggi. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. L'avete sentito dai titoli, il presidente del gruppo leghista in Consiglio regionale, Federico Caner, ha annunciato che avanzerà la richiesta di riduzione dei fondi ai gruppi consigliari. Dopo la bufera che ha investito anche la Regione Veneto per i rimborsi spese forfettari fissi e senza pezze giustificative, sono cominciate oggi le riunioni dei capigruppo a Palazzo Ferrofini, dove si è parlato in primis di ulteriori tagli ai compensi dei consiglieri regionali. Caner ha anche aggiunto comunque che il Veneto ha già ridotto i costi della politica tagliando vitalizi e consiglieri. E oggi tra l'altro Luca Zaia è andato a Roma per la seconda giornata di lavori della conferenza delle regioni, da dove è partita l'idea, la proposta di tagliare anche i 300 consiglieri, circa un terzo dei consiglieri regionali presenti in tutta Italia. E intanto il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, avverte che la politica non può essere gratuita. I governatori delle regioni hanno approvato all'unanimità il taglio di 300 consiglieri, un terzo del totale, e hanno inviato la richiesta al governo affinché la trasformi in legge quanto prima. La decisione della conferenza delle regioni è stata presa sull'onda di quello che i politici chiamano una campagna d'odio sociale nei loro confronti, e la casta corre ai ripari. I consiglieri della regione Veneto, finiti nel mirino dei media per il rimborso mensile fisso di 2.100 euro senza pezze giustificative, non ci stanno ad essere accomunati ai colleghi di altre regioni che si sono aumentati i compensi e peggio ancora hanno speso denaro destinato all'attività politica per finanziare la loro vita privata, come a Roma. Clodovaldo Ruffato ha annunciato che saranno introdotte le pezze giustificative, ma il denaro percepito serve, ha detto, a finanziare la vita politica. Il clima non è simpatico, sembra arrivato ai tempi promessi sposi di dargli l'untore. Ecco. E io credo che la democrazia ha ancora bisogno della politica, una politica seria, fatta con impegno, fatta con passione, con spirito di servizio, ma credo che gratuitamente non si fa politica. Oggi sono cominciate le riunioni dei capigruppo a Palazzo Ferrofini e questo argomento sarà inserito, ha annunciato Ruffato, nell'ordine del giorno. Sono 60 i consiglieri, valuteremo assieme il da farsi, se ritornare al modello vecchio, ma io credo che questo modello rendicontato possa andare benissimo. Comunque, quando ho detto che rivedremo sicuramente quelle che sono le spese, intendo in modo globale. E anche a Treviso non mancano le accuse di sprechi. L'amministrazione provinciale spende 10.000 euro l'anno con denaro fornito dalla Regione Veneto per dare una navetta che trasporta ogni giorno una decina di dipendenti dalla stazione di Lancenigo a Sant'Artemio. Leonardo Muraro, presidente della provincia, si è difeso sostenendo che in questo modo si è ridotto l'inquinamento atmosferico che i 15 addetti avrebbero creato recandosi al lavoro in auto. E cambiamo argomento, parliamo della crisi che continua a mietere vittime nel Veneto. Ieri sera si è suicidato sparandosi un colpo di pistola a Padova, nel quartiere Guizza, un odontotecnico di 58 anni. Si è sparato al cuore, non ce la faceva a continuare a vivere a causa delle difficoltà incontrate nel pagare un mutuo acceso per ristrutturare il laboratorio adiacente alla sua abitazione. Il suo gesto disperato ha provocato l'intervento del presidente della Federcontribuenti, Marco Pacagnella di Padova, che ha proposto l'introduzione della bancarotta personale. Si tratta, ha spiegato Pacagnella, di un istituto che è in vigore nei paesi anglosassoni e che consente a chi è in difficoltà di concordare con il giudice una via d'uscita senza venire distrutto dai decreti ingiuntivi. E si lamentano anche i lavoratori pubblici. Domani 1 migliaio di lavoratori pubblici veneti prenderanno parte alla manifestazione di protesta promossa a Roma da CGIL, CISL e UIL nell'ambito dello sciopero generale contro lo spending review. Nelle amministrazioni dello Stato, secondo le stime del sindacato, si rischiano esuberi, almeno nel Veneto, fino a 1.500 persone. E ora gli strascichi della tromba d'aria che ieri pomeriggio ha colpito Mira e Oriago.
L'amministrazione comunale di Mira conta i danni ingenti, soprattutto nelle aree verdi. Dice che ci vorranno parecchie settimane per ripristinare le aree verdi come erano prima, ma soprattutto ringrazia la mobilitazione della Protezione Civile e dei volontari che sono accorsi ad aiutare a sgombrare le strade da rami e alberi. I dettagli dei 10 minuti di paura di ieri nella Riviera del Brenta. Riviera del Brenta flagellata dal maltempo e non è finita. Il meteo prevede l'arrivo di altre perturbazioni per il fine settimana con una tregua venerdì. E intanto ieri è toccato a Mira e Oriago, dove una tromba d'aria in 10 minuti ha spezzato una quindicina di alberi, scoperchiato una stalla e allagato strade e scantinati. Una grandine con chicchi grandi come noci ha inoltre distrutto i raccolti di 6 aziende agricole. Alle 17:30 di ieri è andato in tilt anche il traffico sulla Brentana a causa di un albero caduto e i treni sulla linea Mestre-Adria sono stati cancellati e sostituiti con gli autobus. Il nubifragio, più forte di quello che ha colpito il veneziano lunedì, ha registrato allagamenti anche nel sottopasso ferroviario Breda fra Marghera e Mestre, invaso da 40 cm d'acqua. Una cabina elettrica è andata a fuoco a Marcone in via Pialoi e rami spezzati sono finiti in mezzo alla strada a Campalto. La formazione di trombe d'aria insolita per il periodo autunnale è legata, secondo i meteorologi, al clima rovente dell'estate che ha scaldato il mare e ora con l'arrivo delle prime correnti di aria fredda, lo scontro con le masse d'aria calda rilasciate dal mare provoca la formazione di tornadi e forte umidità. Insomma, stiamo vivendo un clima simile a quello tropicale. 3 denunce per 3 furti di imbarcazioni in 10 giorni. Luca De Marchi, veneziano, 31enne, non ha goduto della clemenza del tribunale che lo ha condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione stamane dopo che è stato fermato dai poliziotti nel corso della notte con il terzo natante rubato. La polizia lo ha trovato verso le 3 del mattino in Rio Camoro. Le altre 2 denunce risalgono al 19 e al 13 settembre. E cambiamo argomento, parliamo di Italo. Dopo l'alta velocità, la coppia Montezemolo della Valle è pronta ad investire nei servizi ferroviari veneti destinati ai pendolari. Lo ha detto oggi la D della società che ha inventato Italo, Giuseppe Sciarrone, giunto in Laguna per annunciare il collegamento Venezia-Roma. Dopo Italo, il treno ad alta velocità, la società di Montezemolo potrebbe occuparsi anche dei pendolari veneti, se la regione del Veneto indirà gare d'appalto, assicurando pari condizioni a tutti gli offerenti. Lo ha annunciato oggi a Venezia Giuseppe Sciarrone, la D della società che ha inventato il primo treno ad alta velocità gestito da privati che ha sfidato il colosso Trenitalia. Sciarrone è sbarcato in Laguna per annunciare che dal 3 ottobre Italo collegherà anche Venezia a Roma e ha tagliato il nastro della nuova biglietteria aperta nella stazione Santa Lucia. Oggi facciamo alta velocità perché l'unico settore del trasporto ferroviario è liberalizzato. Il trasporto regionale ancora non è stato liberalizzato, però si è creata in Italia una situazione veramente antipatica, cioè un gap, una differenza inaccettabile di qualità tra i servizi ad alta velocità e i servizi regionali. Noi pensiamo che per recuperare ad adeguati livelli di servizio i servizi regionali ci voglia anche lì un'iniezione di concorrenza, assegnando la gestione dei trasporti regionali mediante procedure di gare. Se le regioni decideranno di far questo, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Intanto dal 3 ottobre Italo partirà da Venezia 3 volte al giorno per raggiungere Roma. Il primo treno lascerà la stazione veneziana alle 7:40 e arriverà alle 11:20 alla stazione Tiburtina a Roma con biglietti low cost a partire da €45. Massimo comfort e personale accogliente sono le carte con cui la società ha deciso di giocare questa partita con le ferrovie italiane assieme alle tariffe concorrenziali. Ma gli 800.000 passeggeri finora registrati dal 28 aprile, ossia da quando è partito il primo Italo da Roma verso Milano, non sono stati sottratti a Trenitalia, bensì ad altre forme di trasporto, auto e aerei. I nostri viaggiatori stanno crescendo in maniera confortante. Leggiamo e sentiamo dire dai dirigenti di Trenitalia che non stanno avendo perdite di traffico, il che vuol dire che è vero quello che noi abbiamo sempre pensato, che la concorrenza fa bene, che la concorrenza fa crescere il mercato nell'interesse soprattutto dei viaggiatori.
E se non bastassero comfort, accoglienza e tariffe low cost, la società ha deciso di aggiungere un concorso a premi. Ha messo in palio una smart elettrica per il 1000° passeggero che dovrebbe acquistare il biglietto, secondo le stime della società, tra il 10 e il 15 di ottobre. E ora una notizia che riguarda tutti i licei e gli istituti superiori del territorio veneziano. Il liceo classico Franchetti potrebbe essere accorpato allo scientifico Morin oppure all'artistico Guggenheim e all'istituto Mozzoni. Questa è una delle ipotesi al vaglio di una bozza di riorganizzazione delle scuole veneziane predisposta dall'assessore provinciale all'istruzione Claudio Tessari, stilata sulla base delle direttrici della Regione Veneto emesse nel giugno scorso. Le scuole devono avere almeno 600 studenti per risparmiare i costi e dunque la strada sono i poli liceali e tecnici. Sulla bozza la Regione si dovrà esprimere entro fine anno e prima sarà discussa da rappresentanti scolastici, istituzioni locali e lavoratori. Un'altra ipotesi prevede a Venezia, ad esempio, la creazione di un polo liceale con lo scientifico Benedetti, il classico polo e le scienze umane Tommaseo. C'è però anche l'alternativa secondo cui il Tommaseo potrebbe entrare a far parte del polo d'arte con il Guggenheim e il Ca' Giustiniani. A Milano invece dovrebbe convivere nello stesso edificio l'istituto Lorenz e l'8 marzo e in un altro edificio l'istituto Ponti e Levi. A Chioggia è previsto inoltre l'accorpamento tra i licei Goldoni e Veronese e l'istituto Cestari potrebbe andare con il Marconi, il Cini e il Righi. Nel Veneto orientale tutto dovrebbe rimanere così com'è. E ora occupiamoci dell'area metropolitana e torniamo nella provincia di Venezia, dove nonostante il periodo difficile il turismo balneare tiene ancora. A Jesolo il turismo tiene. Dai dati della PT provinciale, Jesolo risulta infatti l'unica località balneare veneziana che ha chiuso luglio in positivo. In testa le presenze di tedeschi e austriaci, ma in forte aumento sono soprattutto i turisti provenienti da Russia e Svizzera. Per un quadro complessivo si attendono ora anche i dati di agosto. Peseggia, Cappella e Gardigiano, frazioni di Scorzè, in allarme per l'invasione di topi lungo fossati e giardini. Di notte grossi ratti sono stati visti persino uscire dalle fognature e passeggiare in piazza a Gardigiano. Poco efficaci le derattizzazioni finora compiute. Si sollecita quindi un più adeguato intervento da parte di Veritas e ULSS. Attesa a San Donà di Piave per la tradizionale Fiera del Rosario. In concomitanza con i festeggiamenti, i commercianti del centro daranno vita a una sorta di notte bianca, con isola pedonale allargata anche su via 13 Martiri, dove i negozi rimarranno aperti fino a tardi. La Fiera della Madonna del Rosario si svolgerà dal 5 all'8 ottobre. Ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove sempre più comuni per risparmiare scelgono la via dell'Unione. Paese, Istrana e Morgano uniscono la polizia municipale, il che significa più efficienza nel servizio, miglior presidio del territorio e un notevole risparmio per il bilancio comunale. Sono questi gli obiettivi a cui puntano i comuni che hanno sottoscritto la convenzione. L'accordo avrà durata quinquennale, si prevede un risparmio di circa il 40%. I proventi della telefonia mobile per il sociale. Lo propone il Comitato Uniti per Valsalega, visto che proprio in questi giorni Telecom è alla ricerca della posizione ideale per le antenne di telefonia in zona Valsalega e Pizzoc, nel comune di Fregona. Si chiede a Telecom di scegliere terreni comunali, così da utilizzare i proventi per la spesa sociale. Partirà domenica mattina da Vedelago la Maratona della Castellana, una corsa attraverso le bellezze della Marca, Villa Emo a Fanzolo, il Muson dei Sassi, Altivole e Castelfranco. 5 i percorsi possibili. Accanto a quello classico da 42 km c'è anche quello da 30, uno da 16 ancora meno impegnativo e poi 2 mini tracciati per i bambini da 2 e 6 km. Andiamo infine nel Padovano per parlare di autodifesa personale, contributi pubblici ed evasione fiscale.
A Este un imprenditore è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver nascosto al fisco 11 milioni di euro. L'uomo, operante nel settore edile, produceva fatture false creando costi fittizi. L'evasione è venuta alla luce durante le attività di verifica fiscale nella cittadina estense da parte delle Fiamme Gialle di Padova. Dopo la tromba d'aria di lunedì, Vigo d'Arzere fa i conti. Dai tetti scoperchiati agli alberi abbattuti, i danni sono tanti. Da una prima stima ammonterebbero a 15.000 euro quelli causati al patrimonio pubblico, a 50.000 quelli subiti dai cittadini. Ora verrà chiesto lo stato di crisi alla Regione Veneto, sperando nell'assegnazione dei contributi. Corso di autodifesa per donne dai 16 anni in su si svolgerà a Montagnana su iniziativa degli assessorati a sport, servizi sociali e sicurezza del comune. Si tratta di una decina di incontri a partire dal 2 ottobre, sempre di martedì sera alle 20:30. Le iscrizioni scadono venerdì 28 settembre. Il corso è gratuito e segue il cosiddetto sistema Kurobushido. Autunno, tempo di aratura. Fino a qualche decennio fa si trattava di un'operazione lunga e faticosa, mentre oggi può essere vissuta anche come un semplice divertimento. È quanto succede tra gli abitanti di Caselle, piccola frazione del comune veneziano di Santa Maria di Sala. Pezzi grossi che fanno spettacolo. Sono i trattori d'epoca che per un'intera mattina si sono messi in fila a tracciare il solco. Vista così, l'aratura è proprio una bellissima festa e infatti a Caselle, frazione salese ai confini col Padovano, l'appuntamento si ripete 2 volte l'anno con straordinaria vivacità. Colpisce soprattutto la varietà dei partecipanti, perché accanto ad agricoltori di mestiere ci sono anche tanti semplici appassionati e poi conducenti incredibilmente giovani, evidentemente figli d'arte. E ad ammirare la ventina di macchine agricole perfettamente conservate e ben funzionanti, intorno al podere della famiglia Basso in via Fratella sono arrivati tantissimi spettatori. Da chi un po' in là con gli anni ricorda addirittura l'aratro coi buoi, a intere famiglie con bambini, questi ultimi in estasi una volta saliti sul trattore e impugnato il volante. Il fascino di questo antico lavoro è realmente intramontabile e dunque valeva la pena trasformarlo in una piacevole attrazione, proprio come hanno fatto i volontari del gruppo Festeggiamenti di Caselle. L'aratura è sempre la stessa perché la funzione è sempre la stessa, cambiano i mezzi, perché una volta venivano adoperati arati e trainati da mucche, da cavalli, da buoi. Adesso con il progresso tecnologico è chiaro che sono cambiati anche gli strumenti, quindi la vita anche per un contadino è molto più facile, quindi una volta era anche un po' un sacrificio, un lavoro abbastanza duro perché la sveglia era presa al mattino presto perché arare campi di terra con il passo delle mucche è chiaro che i tempi erano molto più lunghi e quindi adesso sono macchine che un giorno fanno tanti ettari con facilità, macchine che sono molto progredite, macchine che sono praticamente quasi delle utilitarie, se non meglio delle utilitarie, insomma. Il profumo delle zolle rivoltate, la terra che finalmente respira, lo sbuffo rumoroso dei trattori. Dalla notte dei tempi, arare i campi è qualcosa di umile ma importante, un'immagine fortemente simbolica e vitale. Veniamo su alle 4 della mattina con i vacchi a arare perché le macchine non c'erano. Dopo il 50 arrivare le macchine e ora non si va più con i vacchi. Dopo un po' la terra non ha mai già paschei e ora tutti a ramona. Appassionato cultore delle tradizioni contadine è anche il sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni. Nella sua terra sente un'infinita ricchezza. Abbiamo visto sfilare i nostri trattori, sono tradizioni e radici che si svolgono ogni anno, da tanti anni. Tutta la cittadinanza
partecipa, ci troviamo tutti insieme, mangiamo insieme, festeggiamo insieme, perché questi sono valori che devono rimanere all'interno delle nostre tradizioni, non devono essere perse, e noi faremo tutto il possibile perché questo avvenga. Il Comune di Santa Maria di Sala, con gli assessori che ho qui vicino a me, con i consiglieri, con tutti quanti quelli che si vogliono proporre per far sì che queste manifestazioni rimangano delle manifestazioni importanti per il nostro paese, sono ben accetti. Noi siamo assolutamente vicini a queste persone, a questi uomini che ci ricordano le cose semplici della vita, ma che sono le più essenziali. E una scampagnata così impegnativa non poteva che finire in bellezza, con un sostanzioso spuntino e un bel brindisi per tutti. Il tempo ha tenuto, uomini e macchine hanno fatto un ottimo lavoro insieme e lo spettacolo è stato semplicemente perfetto. L'appuntamento dunque è alla prossima, sperando che questa bella aratura autunnale porti un buon raccolto. Festa dell'aratura di Caselle, facciamo un augurio a tutta la comunità di Santa Maria di Sala. Hip hip! Urrà! Hip hip! Urrà! Hip hip! Urrà! E ora lo sport a Venezia, un torneo rivolto al settore giovanile ricorda una delle figure più belle del basket cittadino, l'allenatore Fabrizio Piaggi, scomparso nel 2011 a soli 50 anni. Il memorial a lui dedicato ha riempito il Palasport dell'Arsenale con una vera e propria festa dello sport. Vediamo assieme i momenti più significativi. Il viso sorridente di Fabrizio e l'immancabile palla a spicchi. A poco più di un anno dalla prematura scomparsa del coach veneziano, il mondo del basket gli rende omaggio nel modo che più gli sarebbe piaciuto, e cioè giocando. Il memorial Fabrizio Piaggi, che si è svolto al Palasport Gianquinto dell'Arsenale davanti a centinaia di spettatori, è un torneo che raggruppa i giocatori più giovani delle storiche squadre lagunari, Virtus Venezia, Alvisiana, Basket Carmini e Virtus Lido. Questa seconda edizione, rivolta a maschi e femmine nati nel 2001, ha introdotto diverse novità, come ci spiega Ares Piaggi, che ha raccolto l'entusiasmante testimone del basket dal suo indimenticabile papà. Abbiamo fatto quest'anno iniziative diverse rispetto all'anno precedente. La maglia celebrativa venduta per beneficenza sono state ben vendute tutte e aderiranno al progetto Tanzania dell'SOS Bambino. Ho visto una grossa affluenza, bimbi contenti e un bel messaggio di sport e di coesione come anche papà avrebbe voluto, quindi è un modo, direi, ineccepibile per onorare la sua memoria. Fabrizio è sempre stato molto impegnato nel sociale e questa è la strada che i suoi amici vogliono continuare a seguire. Lo scorso anno, ad esempio, con le donazioni del torneo, gli organizzatori sono riusciti a mandare a scuola 2 bambini messicani e quest'anno, tramite la Onlus SOS Bambino Progetto Tanzania, altri piccoli in difficoltà verranno aiutati nel nome di Fabrizio. La raccolta dei fondi che è stata fatta nel primo torneo Fabrizio Piaggi, che è stata una raccolta molto importante per i bambini del Messico, con una raccolta sostanziosa di quasi 3.600 euro, ha portato a un aiuto importante per 2 bambini che verranno portati alle scuole superiori e quindi troveranno un beneficio anche culturale dal contributo che è stato dato da tutti. Quest'anno il progetto è indirizzato a un contributo verso i bambini orfani in Tanzania, esattamente della regione di Dar es Salaam, e verrà anche questo dedicato ai bambini per la scuola dell'obbligo e per le assistenze di salute e per varie iniziative.
vediamo la raccolta quale sarà e speriamo sia sostanziosa e importante come quella dell'altro anno. E anche quest'anno la raccolta fondi è stata proficua, visto che soltanto la vendita delle magliette ha fruttato 1.500 euro. Un successo raggiunto in un bellissimo clima di festa, con DJ set musicali, esibizioni di festanti cheerleaders e un ricco buffet per tutti i presenti. Per le prossime edizioni l'obiettivo è di fare sempre meglio, magari allargando il numero delle squadre e raddoppiando le giornate di gara. Per la cronaca, l'artistico trofeo 2012 in vetro di Murano è stato vinto dai giovani della Virtus Venezia, la società di Fabrizio. Mentre tutti i partecipanti si sono portati a casa come ricordo uno zainetto con i colori sociali della propria squadra. Tra i momenti più emozionanti, la discesa in campo delle vecchie glorie, anno di nascita 1970, contro le nuove classe 90-91, tra le quali ha giocato con grinta anche Ares. Sul parquet del palazzetto, insomma, mancava solo lui, Fabrizio, a urlare «Ciò che ci unisce ci rende invincibili», il suo motto nello sport e nella vita. Ed è tornata per la seconda volta in questo mese l'alta marea in piazza San Marco, 90 cm sul medio mare. L'acqua ha invaso tutta la piazza, attirando come sempre la curiosità dei turisti. Anzi, i capannelli creati dai visitatori che si sono fermati a fotografare e a camminare a piedi scalzi nell'acqua hanno richiesto l'intervento dei vigili per rendere più fluido il transito di veneziani e lavoratori. E anche domani è prevista acqua alta, 85 cm sopra il livello del mare, e ora parliamo del meteo dei prossimi 3 giorni. Clima umido e mite, sabato peggiora con nuvolosità associata forse a precipitazioni. Venerdì 28 settembre, tempo in prevalenza soleggiato con temperature in abbassamento, rinforzo dei venti da est sulla costa, mare da poco mosso a quasi calmo. Sabato 29 settembre, cielo nuvoloso con progressivo aumento di possibili precipitazioni, minime in rialzo superiori alla norma, massime stazionarie, mare da quasi calmo a mosso. Domenica 30 settembre, cielo molto nuvoloso con piogge sparse nel pomeriggio, minime in discesa, massime invariate, comprese fra i 17 e i 21 gradi. Lunedì 1 ottobre, cielo all'inizio molto nuvoloso con schiarite via via sempre più ampie, contenute variazioni termiche. La marea di venerdì 28 settembre è sostenuta, la massima alle 10:40 85 cm, la minima alle 16:50 meno 5 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti, buon proseguimento.